Benvenuti a un nuovo appuntamento con Spaghetti Western Vlog. Il mio nome è Valentina Lucia Faltoni e sono nata in Toscana ma vivo nella West Coast degli Stati Uniti da ormai 14 anni. Oggi sono a Phoenix, Arizona perché sto dopo colazione per andare a Gilbert, Arizona, 25 minuti di macchina da qua, per fare un trattamento a infrarossi e vi voglio far vedere come funziona. Ho utilizzato tantissimo per infiammazioni acute come quella di ora alla mandibola, l'ho usato 2 anni fa per la mandibola, la parte opposta, con successo, e vi porterò con me per farvi vedere come funziona un trattamento. Prima di tutto però facciamo un frullato antiossidante che si chiama Acai, non ancora forse troppo conosciuto in Italia ma famoso nei social media, e io stessa l'ho trovato all'Esselunga quando sono venuta in Italia. È una bacca brasiliana molto alta in antiossidanti. Vi faccio vedere come la faccio io, senza banana ma con le pere, un frullato che ha la consistenza di un gelato e è come mangiare il gelato a colazione ma facendo dei benefici alla salute. E poi vi voglio parlare di 2 prodotti che mi sono stati consigliati da una dottoressa a Las Vegas che lavorava con i pugili di Las Vegas, e è il fegato di merluzzo, un cucchiaio 2 volte al giorno per terapia appunto d'urto, e 1000 mg 2 volte al giorno di curcumina. Vi dico che prima di prendere ogni vitamina dovete consultare il vostro medico, perché curcumina soprattutto a lungo termine, così come con l'estratto del tè e l'estratto della quercetina, possono dare problemi anche gravi al fegato. Quindi controllate sempre i valori con il vostro medico e consigliatevi prima di cambiare ogni tipo di regime e mettere nella vostra dieta vitamine. Andiamo a fare il nostro açaí. Una confezione di açaí congelato e di frutto del drago congelato, mirtilli, fragole ed altri frutti di bosco congelati a piacere, meglio se selvatici o biologici, poi una centrifuga qualsiasi o spremuta. Nel mio caso ho zenzero, fiori di ibisco, fichi d'India, limone e mela perché sono di stagione. E poi, come detto, 2 pere fresche sbucciate e senza semi. Questo è il Maki e questo invece Orac Energy Green, un mix di liofilizzati pazzesco. Adesso vi elenco perché ha un altissimo livello di antiossidanti. Tra gli ingredienti vediamo erba come wheatgrass o erba di grano, alfa-alfa, erba d'orzo, erba di avena, alghe spirulina e clorella, verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, prezzemolo, cavolo, pomodoro in polvere, bacche come acerola, il camu camu, l'amla indiana chiamata anche uva spina, e l'açaí e il goji. Funghi medicinali cinesi conosciuti per la qualità di beta-glucani, sostanze anticancro, importanti quali i mitaki, shiitake, reishi, cordyceps, gli agaricus, un blend di pre e probiotici, un mix di frutta rossa come fragole, lampone e mirtilli, amarene, melograno, cranberry americano, la maca famosa per gli sportivi, estratti di tè bianco e verde, estratto di semi di uva, l'elotero e l'ashwagandha, le bacche di schisandra, il ginseng, la licurizia, pelle di tangerino in polvere come adattogeni per aumentare le difese contro lo stress, e un blend per la digestione composto da zenzero, curry e cannella. Il sapore è neutro e si adatta benissimo a qualsiasi frullato. Voilà, questa è la consistenza tipo gelato, non c'è bisogno di banane, per farlo cremoso basta mettere un cucchiaio di crema di mandorle ed è buonissimo. Adesso aggiungo i topping. Le mie preferite sono i fiori viola commestibili ricchi di antocianine, il polline di api ricco di amminoacidi e grassi essenziali per aumentare le funzioni cognitive, bacche di goji, fagioli di cioccolata crudi in pezzi, semi di canapa e un po' di crema di noci di macadamia che hanno grassi saturi simili all'olio d'oliva, ovvero l'acido oleico. La crema di macadamia è adatta per coloro che seguono come me una dieta con basso contenuto di fenilalanina, in questo momento in inverno, e lectine. Talvolta uso anche la crema di pistacchio, ma oggi preferisco la macadamia. Perfetta consistenza come un gelato con i nostri topping, e buon appetito! Frutto brasiliano molto antiossidante. Io ho aggiunto un sacco di altri nutrienti qui dentro. Sopra non è panna montata, ma è panna montata di cocco praticamente. Sono appena arrivata, ragazzi, adesso andiamo a fare il laser alla mia mandibola. Andiamo. A Universal Healing and Wellness in Gilbert, Arizona, Jorge utilizza prima il laser Novator con manipolo grande LED per stimolare il sistema linfatico e ridurre infiammazioni ed edemi, poi il manipolo più piccolo che vedete per lavorare in modo più localizzato, ed infine il manipolo che si basa sui punti scatenanti o trigger points in modo accurato, in quanto comincia a suonare non appena trova il punto di tensione. We just did the semi-conduction and we're finding where you have the most tensions in your jaw, and this locates it, and then the laser goes like a pen straight in. Questo laser, invece chiamato Aspen, dà una sensazione di piacevole calore e toglie all'istante il dolore.
This feels kind of warm and nice. The other one doesn't feel any warm at all. The difference between these two machines is that with the Aspen, which we have right now in my hand, this is only laser, but it has more choices for different power levels, for different frequencies and different wavelengths. So there's more options with this one, and I love to use it for pain. If there's one area that you have with pain, I can just stay on it and make it go away. So can you tell me why you choose Universal Healing and Wellness as name? So we chose Universal Healing and Wellness because we saw that this technology has a powerful way to change our bodies and our minds. And we put together programs that include lifestyle as well as the technology, so nutrition, your movement, your mindset. And we have programs that are for pain, for fat loss, for immunity, for energy, and for performance. And just to make sure everybody know, you are an athlete yourself with many recognition, so you know what it means to be healthy and recuperate fast and quick. And thank you for the technology and the expertise that you add to your business. Thank you. Ho appena finito il trattamento laser, il secondo, back to back, ovvero 2 giorni consecutivi. Subito dopo il trattamento si sente una sensazione di benessere, caldo, sto benissimo, riesco a muovere meglio la mandibola, che ieri sentivo proprio congelata quasi. Se soffrite di TMJ sapete cosa significa. Aumenta la circolazione e quindi è necessario anche nutrirsi bene con antiossidanti per favorire la guarigione. Adesso farò un centrifugato di limone, zenzero e pepe nero e poi continuerò la mia giornata. Ieri ho messo il ghiaccio durante la notte, sto benissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao da Gilbert, Arizona. Se questa è la prima volta che vedete un mio video, sottoscrivetevi e cliccate la campanella sempre per essere sempre notificati ogni volta che un nuovo video apparirà in questo canale. Grazie.